Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Seconda parte di aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato nel Napoli. Mi raccomando, link in descrizione per il gruppo Telegram per le notizie H24 sul Napoli. Allora, signori, io qui inizierei con calma con le notizie che sono arrivate ieri sera in tarda serata, ovvero alle 11, verso le 11, per poi andare a quelle che stanno uscendo in questo momento. Perché ieri sera, e io già vi avevo parlato di questa cosa, Noah Lang, ragazzi, ci siamo. E qua è praticamente fatta, ce lo dice anche Gianluca Di Marzio, il Napoli ha un accordo totale con il PSV per Noah Lang, e questa è una cosa molto molto importante, ragazzi. Perché vi dico questo? Perché addirittura sembra che il giocatore abbia deciso di abbassarsi lo stipendio pur di venire a Napoli. Se non erro, dovrebbe essere un contratto fino al 2030 con un ingaggio a 2 milioni e mezzo, quindi se l'è andato a ridurre l'ingaggio proprio per venire a Napoli. E questa è una cosa che apprezzo molto, signori, perché nel calcio di oggi, che va veloce, vanno tutti dietro ai soldi, questo addirittura si riduce l'ingaggio per venire a giocare nella squadra campione d'Italia. Sport Italia ieri, quindi possiamo dirlo tranquillamente, Noah Lang dovrebbe essere un nuovo giocatore del Napoli, addirittura già si parla di visite mediche programmate, quindi staremo a vedere, quindi manca solo l'annuncio ufficiale. Però ieri Gianluigi Longari di Sport Italia ci dice: il Napoli prende il largo nella corsa al talentuoso attaccante classe 2006 Emanuele Rao. Svincolato dopo il fallimento della SPAL, Rao era seguito da tutti i top club italiani e da società di Premier League. Perché vi dico questo? Questa è una notizia molto importante, perché il Napoli si sta muovendo molto su molti ragazzi, molti giovani, e questo secondo me è un indice di interesse verso la primavera, verso il Napoli che verrà futuro. Ecco, questa è una cosa che apprezzo molto, apprezzo veramente molto da parte di Manna. Si vuole impostare una primavera finalmente per portare poi giocatori in prima squadra, un po' come si fa in Premier League, un po' come si fa in Spagna. In Italia questa cultura non è che ci sia molta, però ecco, questa è una cosa che apprezzo molto da parte di Manna. Poi questione Ndoi, ragazzi, i club continuano a parlare anche di Ndoi, gli accordi con il Bologna e il giocatore sono vicini, così ci diceva Gianluca Di Marzio ieri sera. Poi Fabrizio Romano, Napoli e PSV hanno concordato quasi ogni dettaglio dell'affare Noah Lang, è necessario il via libera definitivo alla condizione a pagamento e poi here we go. Quindi ci siamo, ragazzi, ci siamo. L'attaccante olandese sarà presumibilmente in Italia la prossima settimana per svolgere le visite mediche, e quindi ci siamo. Noah Lang, io già vi ho detto, qualcuno mi disse: tu cosa porti video su questo che non è ancora ufficiale di qua e di là? Vi ho anticipato un po' tutti, portando anche la reaction alle migliori giocate di Noah Lang, ragazzi. Quando Napoli parla difficilmente sbaglia, no perché è qualcosa, ma perché io vado sempre dietro alle notizie, a quelle lì ufficiali, no quelle lì che trovi su X, o trovi io ho l'esclusiva assoluta. No, non è nessuna esclusiva assoluta, ma se tu fai 1+1, dici il Napoli allora c'è sul giocatore, è forte sul pezzo, e quindi Napoli lo può chiudere in settimana, è preciso così. Poi già vi ho parlato della vendita di Rafa Marin, che passa ufficialmente al Villarreal, si è trasferito in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Poi il Napoli, questa è una notizia di oggi, il Napoli tratta proprio con il Bologna per Ndoi, presentata la prima offerta da 30 milioni, questa è stata la prima offerta del Napoli proprio per Ndoi. Poi ci dice Gianluca Di Marzio: Napoli e Bologna si sono venuti incontro per Buchemann, ma per Ndoi è diverso. Vi ho parlato di oggi, no? del quasi certo arrivo di Buchemann al Napoli. Difficile un pochino più la pista, qui hanno abbassato le pretese, siamo passati da 35-40 milioni, siamo scesi addirittura a 28, il Napoli è arrivato a 28 più 2 di bonus, quindi è una buona operazione di mercato. Invece per Doi il Bologna vuole 50 milioni, mentre il Napoli ne ha offerti solamente 30.
si cerca di spingere da una parte e tirare dall'altra, ma manca l'accordo definitivo anche con Doi, perché l'entourage chiede cifre molto alte. Bene, questa è una smentita che si è dato stesso da solo Gianluca Di Marzio, possiamo dirlo tranquillamente. Perché io vi dico questo? Perché Gianluca Di Marzio diverso tempo fa disse: ragazzi, guardate che il Napoli ha in programma, già c'ha l'accordo con Doi vuole solo il Napoli, Doi di qua e Doi di là. E tutti quanti, allora se c'è l'accordo con il giocatore, il Napoli può spingere a far sì che il Bologna possa accettare anche un pochino in meno, no? Di quella cifra. Bene, oggi ci dice no, ma il Napoli non ha nemmeno l'accordo con Doi perché il suo entourage, maledetti entourage, io l'ho sempre detto che voi siete il male del calcio assoluto, assoluto, siete una cosa vergognosa voi procuratori. Quindi il Napoli, non avendo l'accordo con l'entourage del giocatore, ora c'è da fare. Quindi attenzione perché poi 50 milioni secondo me sono un'esagerazione, ma questo è dovuto anche ai giornalisti, no? Che pompano i giocatori. Molto dipende proprio dai procuratori, da di chi sono i procuratori e altre cose. Diciamo che la società Bologna fa una valutazione del giocatore di 50, ma tutti quanti lo sanno che Ndoi non vale 50 milioni per 8 gol. Ha fatto meglio Noaleng, rendiamoci conto. Altro giovane che il Napoli sta seguendo è Patitucci, che ha appena lasciato la Roma a parametro zero. La cremonese guida la corsa per il classe 2008, ma Bologna e Napoli hanno chiesto informazioni in questi giorni. Vedete, quando io vi parlo che il Napoli sta costruendo anche la squadra per il futuro, sta costruendo la squadra per il futuro proprio per questo motivo qui, che il Napoli vuole portarsi a casa tutti questi giovani ragazzi, secondo me, per portarli proprio in primavera, per poi portarli in Serie A. Poi questione Darwin Núñez, ragazzi, qualcuno me l'ha chiesto di qua e di là. Ragazzi, ad oggi non ci sono news per quanto riguarda Darwin Núñez in questo momento. L'unica cosa che sappiamo è che Darwin Núñez ha fatto un comunicato proprio per la morte di Diogo Jota, però adesso, ragazzi, non c'è nessuna trattativa su questa cosa. No, io non credo a questo punto che Darwin Núñez possa venire al Napoli. Poi staremo a vedere. Io dubito che questa trattativa si possa fare. Secondo me il nome dell'attaccante del Napoli deve ancora uscire, perché io già vi ho detto, guardate che c'è pure Moise Kean. Perché il Napoli non prova a buttarsi su questo ragazzo? Perché secondo me stanno uscendo tanti nomi, Lucca, uscì Gyökeres, uscirono tantissimi nomi, lo sapete anche voi, in questi giorni sono usciti tantissimi nomi. Poi si sa, siamo in periodo di calciomercato, molti spingono anche per vendere le proprie notizie, diciamocelo sinceramente, da Fabrizio Romano a Niccolò Scira, come cazzo si dice, a Gianluca Di Marzio. Quindi staremo a vedere. Però secondo me il Napoli il vero attaccante lo deve ancora mettere nel mirino, secondo me. E poi ci sta che il Napoli abbia già un accordo con qualcheduno e non lo dice ancora perché vuole aspettare prima a chiudere diverse operazioni di mercato. Staremo a vedere. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao.